che arriva in città, fresco dalla Sardegna, per fare l'università. C'aveva già lui la faccia di chi ci insegna, aveva già la sua strana testa grossa e l'aria di uno che ha freddo fin nelle ossa. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non sarebbe andato avanti molto. Che tipo strano e riservato, che aria da sbandato, e non sempre una gobba porta fortuna, e oggi si vede che non mi ero sbagliato. E poi di sardi qui ce n'è già abbastanza. Dissi a quel pazzo che gli affittò la stanza. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non avrebbe fatto mai molta strada. Era capace di star dei giorni chiuso nella sua stanza, forse a studiare, non so che fare. Io non gli ho dato mai troppa importanza. Certo non era allegro come Goliardo, ma non ci dimentichiamo, era gobbo e sardo. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, che non avrebbe fatto una bella fine. Cosa facesse oltre a studiare non l'ho saputo mai, ma avevo capito fin dall'inizio che quello lì andava in cerca di guai. Avevo capito che era un socialista. Quelli li riconosco a prima vista, e soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì avrebbe avuto quello che meritava. Dopo un po' d'anni, e chi ci pensava, ho appreso con sgomento che quello lì, quel sardo lì, era finito eletto in Parlamento. Va bene che il Parlamento non conta niente, però non è proprio
posto per certa gente e soprattutto quello lì, io lo sapevo, quello lì che avrebbe cercato di farla franca. Ma ieri ho saputo che finalmente si sono decisi a farlo. L'ho messo dentro, avrà 20 anni, abbia risparmiato il tempo di ammazzarlo. Perché è malato ed è una cosa vera, che non uscirà vivo dalla galera. Io lo sapevo, quello lì, me lo sentivo, quello lì, non poteva finire altro che